Ci sarà un suo impegno alle prossime candidature? Lei sarà in lista con il partito della Meloni, Fratelli d'Italia? Sì, diventerà bellissimo, ha chiuso un accordo con Fratelli d'Italia, per cui abbiamo tutti aderito a Fratelli d'Italia e devo dire che questa è una scelta che convintamente abbiamo fatto tutti, perché mentre negli anni scorsi avevamo la voglia di costruire una nostra classe dirigente sul territorio, e devo dire che ci siamo riusciti perché abbiamo una cinquantina di sindaci, centinaia di consiglieri comunali, pensate soltanto 102 sono donne, le donne elette. Quindi una bella classe dirigente di giovani, di gente appassionata, di donne, e abbiamo anche capito nel corso degli anni che senza un collegamento con un partito nazionale forte è difficile dare voce alle nostre istanze. Noi abbiamo bisogno che a Roma ci sia qualcuno che continui alcune nostre opere. Faccio degli esempi: noi abbiamo apprezzato per esempio moltissimo la battaglia di Giorgia Meloni sul reato universale dell'utero in affitto, lo dico da donna, lo dico da cattolica, come abbiamo apprezzato la battaglia che è stata fatta a sostegno delle imprese balneari, che in Sicilia sono imprese familiari, per evitare che queste vengano messe nel bando europeo e arrivino dalla Finlandia, dalla Svezia, dalla Germania a occupare le nostre spiagge, quando invece adesso sono gestite da imprese con la loro famiglia, piccole imprese locali. Ecco, sono tante, quindi non potevamo farla da sola, perché io avevo seguito i balneari, ma ci siamo poi dovuti fermare rispetto a una normativa nazionale. Quindi siamo felici di ritrovarci in questa scelta di Fratelli d'Italia, anche perché Giorgia Meloni sta costruendo qualcosa che va ben oltre la classica destra, ma è un partito conservatore più inclusivo, ma anche che vuole tutelare la storia, la nostra storia. Io ho fatto delle battaglie sulle radici cristiane nello statuto siciliano, quindi perché ci si muova sul solco delle nostre radici cristiane, ma che sappia anche guardare lontano con una classe dirigente giovane. Quindi siamo veramente orgogliosi e felici di questa scelta di Fratelli d'Italia, per cui io sarò candidata nel collegio di Agrigento nella lista di Fratelli d'Italia.